Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia del Sibille. Oggi è l'appuntamento del venerdì con il quale chiudiamo le dirette della settimana. Vi ricordo che comunque gli appuntamenti con la sottoscritta sono tre, due su questo canale YouTube, il lunedì e il venerdì alle 21:30 e l'appuntamento del mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene, vi ricordo appunto che se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi anche, oltre che al mio canale YouTube, al canale YouTube del Marietto Veneziano che si chiama proprio Marietto Veneziano, dunque cercatelo. Sia su questo canale che su il suo, condividiamo argomenti di radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo, cabala, magia, esoterismo in generale. Dunque se gli argomenti sono di vostro interesse, di sicuro troverete interessanti i canali e le playlist. Vi ricordo inoltre che siamo disponibili su Facebook attraverso i gruppi Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo e i gruppi Casti Sacerdotali. Al momento su Telegram siamo in attesa di iniziare corsi a piccoli gruppi per interessati di radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo. In ogni caso organizzeremo con calma questi corsi per le persone che saranno interessate e dunque tenete d'occhio comunque le nostre pagine, daremo avviso quando cominceremo con questi gruppi. Infine, ultimo ma non meno importante, il sito www.ilcapitano.altervista.org, che è il primo sito di radionica in Italia. Abbiamo distribuito tantissimi circuiti radionici in modo del tutto gratuito. Il Marietto ha messo sul sito anni fa, anni or sono, e ha distribuito appunto gratuitamente a tutti uno strumento che fino a qualche tempo fa era appannaggio di pochi. Dunque approfittate se vi interessa la radionica. Se non sapete cos'è, comunque sui nostri canali YouTube troverete le playlist dove spieghiamo non solo i principi basilari del funzionamento della radionica, della radiestesia, ma anche come utilizzare i circuiti che trovate appunto sul sito. Fermo restando che nelle dispense ci sono comunque alcune brevi spiegazioni e che Marietto ed io siamo comunque disponibili per consulti privati, per corsi privati a pagamento. Bene. Detto questo, ho detto un po' tutto dove ci trovate. Ricordo comunque che per i consulti privati a pagamento ci si muove tramite prenotazione. Potete contattarmi eventualmente su WhatsApp o su Telegram al numero 347 8702 622. Un consulto con me ha una durata di 45 minuti e un costo di 20 euro. Bene, detto questo, comincerei a salutare gli amici che sono collegati. Buonasera Loredana, buonasera Chiara, buonasera Antonio, buonasera Valbella, buonasera Maddi, buonasera Anna, buonasera Tiziana, buonasera Topolino, buonasera Rita, buonasera Nadia, buonasera Marina, buonasera Marietto, buonasera Cinzia, buonasera Anna Maria, buonasera Donatella. Bene, mi fa molto piacere vedere questa adesione, questa partecipazione. Dunque, molti sono nuovi, molti invece sono degli abitué del canale. Io saluto con grandissimo affetto tutti, vi ringrazio tantissimo per essere qui questa sera con me. Vi ricordo come porre la vostra domanda. Ho bisogno che nella domanda mi mettiate il vostro nome e la vostra data di nascita, che mi mettiate una domanda formulata in modo chiaro, il nome della persona interessata, se appunto la vostra domanda verte sull'andamento di un rapporto con un'altra persona, e la data di nascita di questa persona. Dunque niente domande generiche, niente indicazioni generiche, non chiedo il cognome per questioni di privacy, a meno che non lo abbiate nel nome utente di YouTube, però
Come ripeto, vi chiedo i nomi di tutte le persone interessate all'interno della domanda, le date di nascita e la domanda formulata in modo chiaro. Se non ci sono questi requisiti, salto la domanda. Bene, detto questo, direi di cominciare. Cominciamo da Loredana. Volevo sapere se Sebastiano, 25 settembre 63, lascerà Anna Louise, 27 giugno 76. Ok, vediamo un po'. Sebastiano, 25 settembre 63, lascerà Anna Louise, 27 giugno 76. Vediamo subito. Allora, il taglio è abbastanza indicativo, lo giro così lo vedete meglio, come vedete un dispiacere legato all'arrivo di una notizia, la falsità, dunque sicuramente ci sono delle cose o delle bugie, delle situazioni insidiose che comunque arrecano un dispiacere, oppure si tende a mentire o c'è un dispiacere legato una bugia, vedremo comunque cosa dicono le sibille. Sebastiano e Anna Louise, vediamo un po'. Ma a dirla tutta non direi che si lasceranno a breve, non vedo carte di rottura. Ci sono comunque delle situazioni ambigue, a volte delle difficoltà, come vediamo già a partire dalla prima linea, dove probabilmente questa cosa comunque ha un'origine un po' particolare, nel senso che la stesa comincia subito con una situazione bloccata, legata forse a una separazione, o comunque situazioni dal sapore legale, no? C'è qualcosa che comunque nasce in tempi di difficoltà, c'è comunque il flirt e poi alcune situazioni dove soprattutto lui si è messo molto a disposizione di questa persona, ma non sono carte di rottura, anzi devo dire che ancora si incontrano, si vedono o si sentono, stanno bene, non ci sono cedimenti in questo momento. E anche nel prossimo periodo forse l'unico piccolo pensiero che potranno avere è legato a una persona di una certa età, una signora forse, non so, la mamma di uno dei due, ma in ogni caso oppure è possibile che in alternativa la vecchia signora può anche indicare una ex. Potrebbe voler dire che si comincia, c'è un po' di attività e molti pensieri legati a una ex, però o c'è un po', come dire, ecco, non vedo rotture, però vedo che ci sono dei segreti e delle cose che, non so, forse viaggiano parallelamente a un altro rapporto. Dunque, però io una chiusura francamente non la vedo. Dunque direi che se si lasciano sicuramente non è nell'arco del tempo interrogato da questa stesa, che comunque ricordo alle persone che mi seguono per la prima volta, dunque ma anche le persone che seguono il canale in generale, che le stese delle sibille parlano per eventi, ma non indicano in modo chiaro in che momenti e con quale velocità si manifesteranno questi eventi. Dunque possono paradossalmente raccontare la storia dei prossimi giorni o quella dei prossimi mesi indistintamente, dipende un po' dal ritmo della vostra vita. Dunque ho risposto per Sebastiano e Anna Louise e andiamo avanti. Allora, la prossima domanda è di Valentina. 14 aprile 86 chiede come andrà la relazione tra lei e Domenico 26 marzo 86. Allora, vediamo un po'.
Valentina, e vediamo se si sono aggiunte altre persone nel canale questa diretta questa sera. Dunque, dopo Donatella si è aggiunta A, che comunque chiede, cioè almeno credo si chiami Nadia, Rita, Ines, Axel. Allora Axel, spero di riuscire ad arrivare a risponderti, ma in questo caso, che poi scrivi di chiamarti Ida, ho bisogno della tua data di nascita per poterti rispondere. Vi ricordo dunque ancora, perché sicuramente si aggiungeranno altre persone nel frattempo, nome, data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, eventualmente se la vostra domanda riguarda un'altra persona o voi con un'altra persona, ho comunque bisogno del nome e della data di nascita anche di questa persona. Bene, andiamo su, saluto anche Loredana e Ada. Allora, andiamo da Valentina e Domenico, vediamo un po' come andrà la loro relazione. 14 aprile 86, 26 marzo 86 Domenico. Allora, c'è un po' di gelosia, Forse lui. Allora, ma al presente non è male. Diciamo che se cominciamo guardando nella linea del passato, devo dire che l'apertura parla subito di una fase un po' difficile che ha attraversato probabilmente lui, visto che compare la carta del domestico, dunque l'indicazione di un fidanzato, no? Qualcuno che magari ha avuto un momento difficile in passato riguardo alla relazione, forse era in dubbio su cosa fare, la decisione giusta da prendere. È possibile che abbia avuto necessità di confrontarsi, di parlare con qualcuno, di capire bene cosa fare, e effettivamente poi sembra che comunque qualcosa si sia poi mosso. Al presente in realtà abbiamo un momento veramente interessante, denaro, Imeneo, gran consolazione, sembra indicare comunque un rapporto piuttosto consolidato, vantaggioso, comunque che porta cose positive a entrambi. Però la figura del sacerdote è un po' ambigua, perché potrebbe alternativamente indicare una figura di una certa età, che potrebbe essere magari un padre, qualcuno comunque che cerca di consigliare, di guidare, ma che ha un atteggiamento un po' distaccato, oppure timido, oppure può indicare che c'è un qualche raffreddamento. Dunque sì che la situazione è ufficiale, solida, eccetera, sembra solida soprattutto su basi economiche di un certo interesse, o che comunque avete contribuito a costruire qualcosa di solido entrambi, ma c'è un qualcosa che cioè il sacerdote messo così non è che è proprio un segno bellissimo, a meno che non sia appunto in riferimento a una figura genitoriale molto adulta, con un punto di riferimento, qualcuno che può guidarvi. Spesso però nelle coppie preannuncia qualche raffreddamento. In effetti, guarda, prigione, nemica, speranza, c'è una qualche situazione che può venire a bloccare un po' il giusto decorso del vostro rapporto, perché anche la presenza della nemica non è un ladro, e dunque non è qualcuno che già si è insinuato nel rapporto, però la nemica può portare difficoltà, può portare problemi e distrazioni
una forma di pericolo che magari può investire la coppia, perché magari raffigura una qualche tentazione o delle discordie a causa di persone che si intromettono, che mettono in mezzo falsità, insomma c'è un periodo da aspettarvi nel prossimo futuro non semplicissimo, fermo restando che vedo una riconciliazione, dunque sistemerete le cose. L'esito comunque eh, indica l'arrivo di cose nuove, a volte di opportunità nuove, di incontri, di situazioni abbastanza interessanti, però vedovo con della difficoltà, dunque diciamo che si creano delle circostanze di confusione e dove forse anche la fiducia sembra essere un po' messa alla prova. Comunque, quello che posso dire è che con queste ultime 3 carte comunque metterete a posto le cose, forse anche con l'aiuto di qualcuno, a meno che non si tratti di un qualcosa, di un progetto economico, commerciale che cercate di portare avanti insieme, e che dunque tutto andava interpretato rispetto a un progetto comune che avete, diciamo che comunque alla lunga le cose gireranno a vostro favore, fermo restando che va riconquistata un po' la fiducia. Oppure c'è un po' di confusione rispetto al desiderio di avere un figlio oppure no. Diciamo che non è facile non conoscendo bene le vostre storie. Allora, dunque, Maddi ha cancellato la domanda, vado avanti allora con Anna. La situazione finanziaria migliorerà per Anna Maria, 19 maggio 67. Anna, 19 maggio 67. Vediamo come vanno le finanze per Anna Maria. Allora, il taglio preannuncia cambiamenti rispetto al passato, anche se probabilmente c'è qualche attaccamento, qualche guardarsi indietro un po', qualcosa che amavi e che senti di aver dovuto lasciare. Vediamo un po'. Allora, dunque, allora, è chiaro che nel passato ci sono state delle situazioni abbastanza difficili, con ostacoli che hanno probabilmente ti hanno spinto a forse a fare qualche scelta, mhmm, poco saggia, magari c'era poca esperienza, hai portato avanti comunque qualche situazione che magari ti ha procurato dei rimpianti, dei dispiaceri o comunque qualche situazione è andata a concludersi anche a causa di concomitanze di fattori che rendevano la situazione economica instabile. È possibile che qualche amicizia che magari avrebbe potuto aiutarti, all'ultimo non l'ha fatto, o che comunque c'è stata qualche situazione così poco felice dove ti sei sentita raggirata forse da qualcuno per il quale avevi fiducia. Dunque, c'è un po' uno zoppicare nel passato e dunque è chiaro che
alcune situazioni, tra l'altro, possano attualmente, al presente, farti sentire un po' in difficoltà o comunque, quasi su un terreno un po' insidioso, no, come se non potessi, c'è un po' qualche rimpianto, qualche dispiacere legato al passato e forse, non sai bene che, piega prenderà. Dunque c'è un po' di, anche ansia, forse qualche piccola preoccupazione, rispetto a certe tempistiche anche. Senti che forse dovrai cogliere il momento giusto in qualche circostanza e magari temi di non riuscire. Quello che comunque, non ho detto, ma che fa parte della linea del presente, è che una persona che dovresti avere vicino e che comunque, ha probabilmente un grado di intimità nei tuoi confronti tale da poter essere, non so, forse un fratello, oppure un collaboratore stretto, un fidanzato, qualcuno comunque molto vicino a te, potrebbe aver innescato qualche forma di rivalità, qualche impuntura d'orgoglio, qualche cosa che comunque, crea competizione, no, come se non ci fosse una reale collaborazione e questo forse ti turba e ti costringe in fondo a sentire che anche non puoi contare molto sulle persone che hai intorno in questo momento. Nel futuro però guarda che si aprono delle situazioni migliori, dunque arriveranno molte occasioni anche interessanti che sanciranno delle piccole realizzazioni, dei piccoli successi e dunque questo, anche se in alcune circostanze potresti avere qualche resistenza nei confronti dei cambiamenti, in realtà poi, o deciderai per un trasferimento, oppure magari terrai in considerazione l'idea di cambiare qualcosa, ma tuo malgrado la situazione un po' si bloccherà. Comunque si apre una finestra nel prossimo periodo molto interessante. Dunque, prima di arrivare poi a quel successivo blocco in futuro, potrai comunque, risollevare un pochettino il fiato, la testa. Dunque, considera però che qualche progetto che, avvierai più avanti potrebbe poi andare ad arenarsi. Dunque o curi bene tutti gli aspetti, oppure comunque magari aspetta a, prendere delle iniziative importanti o drastiche. Nell'esito comunque abbiamo, anche il sostegno di una figura che ti vuol bene, una donna che, potrebbe essere una mamma giovane, se tua mamma non è tanto grande in età, oppure, una persona a te molto cara, potrebbe essere una sorella, una zia, qualcuna che comunque vuole darti una mano, e, probabilmente confidi su questa persona, però omaggi preziosi e deliranti può indicare che in qualche circostanza questo aiuto o questa situazione, questa persona potrebbe invece dare avvio a dei contrattempi, oppure che nonostante qualche opportunità, queste opportunità che ti contribuirà a creare questa persona potrebbero invece, creare maggiormente confusione, oppure, si creano delle incomprensioni perché c'è una trascuratezza, oppure senti di trascurare, i bisogni della famiglia. Insomma, è un pochino, mhmm, potrebbe indicare che magari le questioni economiche ti spingeranno a guardare lontano, ma ti creeranno un problema, rispetto alla gestione e la conduzione familiare. Dunque, ancora la piena risoluzione delle situazioni economiche non c'è, però ti ricordo che se sfrutti bene questo prossimo periodo che, può, avere avvio o un corso comunque di qualche mese nel prossimo futuro, dunque sfrutta queste opportunità
e magari stabilisci un piano a lungo termine, un piano che magari non preveda un cambiamento drastico. Allora, andiamo alla prossima domanda. Saluto anche Linda che si è aggiunta al gruppo di persone presenti questa sera. Dunque, ho risposto ad Anna Maria, e adesso rispondo a Federica. Ok, Federica, 18 novembre 87, vuole sapere se manda un messaggio a Daniele, 15 aprile 78, se le risponderà. Allora, visto che praticamente è una domanda sì-no, si può dire, ti rispondo con 5 carte. Dunque, Federica, 18 novembre 87, vediamo se scrivendo Daniele ottiene risposta. 15 aprile 78, allora Daniele risponderà a Federica. Grazie Sibille. Bene, vedi che è interessante già il taglio, parla già di un messaggio e di un'opportunità che potrebbe essere raccolta grazie a questo messaggio. Vediamo un po' cosa dicono le 5 carte. Sai, di fatto il messaggio può aprire un inizio, diciamo così, di un qualcosa, ma è un qualcosa, guarda, un qualcosa che sarebbe basato sulla fisicità e dunque un qualcosa di mordi e fuggi, capito? Perché poi l'attesa di un qualcosa di più importante o di costruire un certo rapporto di fiducia, di affidamento, come vedi, a meno che appunto fai attenzione perché fra uno di questi incontri magari può nascere qualcosa che poi non è destinato a durare. Dunque, attenta. In ogni caso, per un periodo avresti sicuramente qualche soddisfazione. Allora, Rita, 6 marzo 79, vorrei sapere se Andrea tornerà con me. Lui è del 20 marzo 76. Allora, vediamo cosa farà Andrea. Vediamo se ha intenzione di tornare. Andrea, da Rita. Andrea, 20 marzo 76, Rita, 6 marzo 79. Vediamo. Ai ai. Guarda, già, come vedete si sono formati tre mazzetti, no? Nemica, ladro, lettera. Non è proprio bellissimo, eh? Sembra che ci sia già di mezzo qualcun'altra con cui ci sono scambi di messaggi. Vediamo un po'. Allora, dunque Rita, io non ho idea del tipo di rapporto, cioè se era sposato con te o se lui era sposato e vi frequentavate al di là dei vostri reciproci matrimoni, cioè se cortesemente mi chiarisci questa cosa perché compare qui una donna maritata, vorrei capire se sei tu, se è un'altra persona che probabilmente l'ha mandato in crisi, perché mi sembra di capire comunque che compare qui una donna che effettivamente lo ha mandato in crisi, vedi, sembra essere una rivale per cui lui si è allontanato, però avrei bisogno di qualche indicazione, se non arriva vado a braccio. Ok, allora,
Ehm, Rita, allora, beh, diciamo che se, se sei tu la donna con cui era contro convivenza, non ho capito. Ehm, Rita io contro, convivenza. Dunque, voi eravate in convivenza, cioè sprecate le due paroline in più perché è un po' difficile. Allora, va bene, se voi avevate questa convivenza, qualcosa, insomma, qualcosa che ha creato antagonismo fra voi, convivevate, ok. Dunque, insomma, in poche parole mi pare di capire che o siete proprio entrati in crisi su alcune circostanze che vi hanno allontanati e dunque si sono anche inasprite un pochino le reciproche posizioni, anche per questioni di orgoglio, no? Vedo proprio, oppure, vabbè, vedi che c'è un tormento di un certo tipo che forse pesava più su di te. Al presente sembra essere possibile un minimo di collaborazione per questioni, non so se avete dei sospesi che riguardano qualcosa di materiale che avete costruito insieme, non so se avevate acquistato una casa oppure del mobilio, delle cose comunque che dovreste in qualche modo ehm, spartirvi, ecco, però qualche movimento tipo amichevole più che altro, qualcosa, non so, qua c'è la carta del denaro, dunque potrebbe indicare o che comunque c'è un qualcosa che ancora potrebbe anche indicare delle cose che ancora vi trascinate dal passato, ma qui non vedo un ricongiungimento, almeno non al presente. Forse l'occasione di dovervi parlare per qualche circostanza legata a qualche situazione economica o delle cose che dovevate fare, comunque non vedo granché al presente. Nel prossimo periodo però potrebbe crearsi una situazione. Io da quello che vedo sembra che insomma l'omaggio di Preziosi parla di tutte quelle circostanze che potrebbero dare delle cose positive se le raccogliamo, ma dal momento che c'è dietro la carta della gelosia, potrei dirti che forse ci potrà essere in futuro un'occasione che però verrà sprecata e che causerà probabilmente ulteriori incomprensioni e ancora un altro allontanamento o un cambiamento che travolgerà la cosa. Io non penso comunque in un ritorno. Anche la carta del sacerdote è una carta di separazione, però probabilmente riuscirete a parlare in qualche modo nel prossimo periodo, forse a chiarire degli aspetti. Ehm, Allegria, casa, stanza, vecchia signora. Beh, l'esito non è male però, perché potrebbe anche indicare che forse anche se non subito, dunque abbiamo visto che non c'è la carta del ritorno, in genere compare una carta in particolare che ve la mostro, vediamo se la trovo in fretta. E, la riunione, questa in genere quando c'è il ritorno compare questa qui e non c'è, però vedi che anche se ci saranno delle occasioni in futuro che porteranno ulteriori discussioni, a un certo punto probabilmente affronterete le cose con un'altra maturità e con un dialogo. È qui che vedi l'esito, dunque va al di là di questo
e parla in effetti di un qualcosa che riguarda la casa e il fatto di una notizia, un qualcosa di bello, di piacevole, un incontro importante che potrebbe sancire un qualcosa di più interessante, come fosse un ritrovare della vostra intimità. Però probabilmente ci sono ancora degli aspetti legati al passato in questo momento dove vi siete proprio distaccati con opinioni molto diverse e con probabilmente delle cose che ancora oggi sarebbero da risolvere. Bene, allora, io vi ringrazio per questa sera, per essere stati in mia compagnia. Ora io purtroppo vi saluto perché ho le pulizie del venerdì, dunque mi dedico ai riequilibri energetici per le persone che si sono affidate a me in questo senso, dunque mi dispiace di non aver risposto a tutti, farò del mio meglio lunedì, dunque tornate lunedì sera sempre sul mio canale YouTube alle 21:30, sicuramente se soprattutto le persone che mi hanno scritto oggi arriveranno presto alle 21:30 tra i primi, favorirò voi prima di altri. Bene, detto questo, vi ringrazio tutti e vi ricordo appunto che siamo sempre disponibili anche per consulti privati a pagamento. Grazie e buon proseguimento di serata, buon fine settimana a tutti. A presto.